Buonasera, ben ritrovati a X News. Ospite di questa sera il Presidente della Provincia di Venezia, Francesca Zaccariotto, nonché anche Sindaco del Comune di San Donà di Piave. Buonasera Presidente, buonasera Sindaco. Nel bene e nel male. Lei Zaccariotto per esempio sarebbe favorevole, la Lega in questo momento non le fa, però potrebbe pensarci a delle primarie anche per quanto riguarda la scelta dei candidati al Parlamento? Se le primarie fossero libere, nel senso che anche i cittadini possono farle, perché altrimenti purtroppo... Non di partito, quindi aperte a tutti. I partiti hanno ancora questa presenza di correnti, di vendette che vanno al di là del giudizio della capacità della persona. E questo è assolutamente sbagliato, perché il cittadino non ti chiede con chi sei, il cittadino ti chiede se puoi fare per lui, che cosa hai fatto per lui, e questo lo riscontriamo sempre più a livello locale, dove si stravolgono completamente i risultati elettorali se li misuriamo a livello ad esempio nazionale. Oggi è la persona che conta, e quindi se la politica non si impegna a fare i conti con le persone, con le loro capacità, ne uscirà sempre perdente. Quindi lei vedrebbe primarie per la Lega aperte a tutti, senza registrazione, come ha fatto il PDL, il PD, eccetera. Io credo che se facciamo le primarie all'interno dei militanti di un partito, la corrente che è in forza in quel momento vince il suo premier. Quindi secondo lei potrebbe essere una cosa a cui pensare, un suggerimento? Sì, anche se è triste, vede, che noi andiamo a chiedere alla gente chi metteresti a capo di, perché la gente te lo dirà con il suo voto. È la forza di quel gruppo, è la serietà del quel gruppo che deve andare a individuare la persona che per quel determinato compito ha i requisiti. Quindi la persona non deve piacere al partito, la persona deve piacere alla gente, e quindi deve avere la forza di rispondere ai bisogni della gente. E inoltre, scusi, ma io credo che bisogna anche avere la forza di distinguere chi ha la capacità di occuparsi di politica e chi ha la capacità di amministrare. Non è detto che un buon amministratore sia un buon funzionario di partito, non è detto che un buon funzionario di partito possa sapere